Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nuovo appuntamento con il campionato Amici del Kart Triveneto, quarto round di campionato, quinto da calendario, però come ben saprete la tappa di Pordenone è stata rinviata, anzi vi aggiorno subito, è stata rinviata al 31 di ottobre, per cui nella domenica di Halloween andremo a correre al Pordenone Kart Indoor in quel di Pordenone, per cui avremo due gare in quel di ottobre, la Endurance Albi Karting e appunto la gara a Pordenone. Con oggi inizia ufficialmente un trittico di gare che potrebbe essere decisivo per quanto riguarda la classifica di fine stagione, perché inizia il trittico di gare su tre piste che hanno fatto la storia del karting a livello nazionale e internazionale. Primo appuntamento qui a Lignano, pista che per me mi fa venire in mente soltanto dolci ricordi, maledetta Mosca, perché proprio qui ho avuto il battesimo sia come videomaker nella mia prima esperienza nella Endurance che come team principal, anzi come team manager, e ho avuto anche la mia prima vittoria. Era lontano 2017, sono già passati 4 anni e speriamo che il feeling sia rimasto tale. Il format di oggi sarà 10 minuti di qualifiche e 10 giri di gara, per cui sarà veramente tiratissima. Avremo il cambio carte tra qualifica e gara, così da poter mescolare un po' le carte in tavola. E adesso non mi resta altro che vestirmi e andare subito a vedere com'è la situazione. Come ben saprete, oggi per quanto riguarda i kart utilizzeremo dei Sodi SR4 che sono da tantissimo tempo in dotazione alla pista di Lignano e che conosco anche abbastanza bene, perché posso dire di averli svezzati io come prima gara in assoluto. In teoria dovrebbe essere la seconda flotta, anche perché qui hanno svolto ben 2 finali SVS, per cui per forza di cose la flotta è stata rimodernata. E oggi farò anche un piccolo esperimento a livello di audio, perché molti di voi mi hanno fatto notare che purtroppo con il solo audio del microfono all'interno del casco c'era solamente un canale che andava, perché appunto è ancora il sistema che ho utilizzato durante le 24 ore per poter registrare anche i team radio, cosa che ovviamente non è propriamente buona per quanto riguarda la qualità di video, per cui oggi andrò a sperimentare in qualifica sia l'audio dentro il casco ma anche con un microfono piazzato dietro, così vediamo come viene fuori anche il sound del motore, mentre in gara andrò a scollegare quello che è il microfono anche per una questione di concentrazione mia. Voglio veramente cominciare a fare qualche risultato decente. Ma so già che non sarà una passeggiata per via delle caratteristiche della pista, che non premia i chili in più. L'unica mia occasione è cercare un treno buono per prendere la scia, che qui fa una differenza abissale. Mi sa che qualcuno qui dietro ha fretta, meglio lasciare spazio e accodarci dietro. Bene, provo subito un giro veloce, che qui 10 minuti possono sembrare tanti, ma girando poco sopra il minuto capirete che sono pochissimi. Non riesco a chiudere. Ho trovato subito il mio punto debole, curva 5. Ho difficoltà a chiudere il tornantino e questo mi fa perdere troppo tempo.
Ecco, perso il primo tentativo. Vabbè, provo a rilanciarmi. Cazzo, sono impiccatissimo. Beh, impiccato è un eufemismo. Ho il posteriore che tende un po' troppo a bloccare. Peccato, il kart davanti a me è troppo distante per poterne sfruttare la scia. Vedo che comunque non sono il solo ad essere al limite, però non mi sento a mio agio con il kart. Ho la sensazione di essere troppo avanti con il sedile. Devo decidere in tempi brevi se fermarmi per sistemare la posizione di guida oppure continuare così. No, così non va. Appena posso mi fermo e cambio la posizione. Ho deciso. Lascio sfilare chi arriva da dietro e mi fermo dopo curva 4, così tiro un po' indietro il sedile per stare un po' più disteso e avere un filo in più di grip al posteriore. Sono troppo vicino io. Forse un pelo troppo. Troppo distante, non lo so. Alla faccia del filino indietro, ho esagerato e sono totalmente con le braccia distese, cosa non buona. Vabbè, non importa. Adesso l'obiettivo è cercare di fare il miglior giro possibile. Ho capito un po' come lavora il kart, per cui spingiamo al massimo. Grazie per la spintarella. 4,3? Posso fare di meglio, ma sono anche già sotto il mio target che mi sono dato, ovvero stare sotto l'1.04,5. Ma mi sa che questo è stato l'ultimo giro buono, per cui non avrò altri tentativi. Finite le qualifiche, ho la netta sensazione che non sia stata una buona sessione. Non mi sono trovato granché bene con il kart, anche se non era male. Spero di essere un po' più fortunato con il kart per la gara e di potermi divertire. Non lo so, non lo so, non lo so. Credo che queste siano state le peggiori qualifiche dall'inizio della stagione.
Infatti la mia curiosità per il mio risultato si è subito spenta appena ho visto il mio nome accanto al numero 20. 20esimo, terzultimo. Per fortuna qui i sorpassi si possono fare, ma sarà una gara tutta con il coltello fra i denti e preparatevi perché noi piloti non saremo i soli protagonisti.